La CGIL sceglie di schierarsi per il no in questo referendum perché scegliere di mettere in discussione la Costituzione, l'equilibrio dei poteri, l'autonomia della magistratura non serve ai cittadini, serve probabilmente a qualche forza politica. Per difendere la Costituzione, i diritti e l'equilibrio tra poteri. Secondo il Comitato per il no al referendum sulla giustizia, che si è costituito in provincia di Venezia, sono tanti i motivi per opporsi alla riforma voluta dal governo Meloni e il Comitato intende spiegarlo attraverso una campagna di informazione definita capillare e rigorosa sui contenuti. Da questo momento in poi, andremo sul territorio, con gazebi, banchetti, eccetera, per parlare con le persone, perché il nostro obiettivo è quello di far comprendere che c'è un attacco fortissimo alla Costituzione, che passa attraverso il condizionamento, della magistratura. La riforma del governo, peraltro, secondo il Comitato non affronta i veri problemi della giustizia, dai tempi dei processi alle carenze di organico, dall'accesso effettivo alla tutela dei diritti alle condizioni del personale e alla qualità del servizio pubblico. Ai cittadini servirebbe l'efficienza della giustizia, processi più brevi, la certezza delle pene, strumenti di sostegno, assunzioni, precari che non vengono licenziati nei nostri tribunali. Per tutte queste ragioni ci impegneremo nelle prossime settimane in una grande campagna informativa perché è fondamentale andare a votare. Questo referendum non ha il quorum e quindi deciderà chi si recherà alle urne. Secondo il Comitato per il no, il referendum, per come è impostato, rischia di produrre effetti peggiorativi sul funzionamento della giustizia e di indebolire principi di garanzia e di equilibrio previsti dalla Costituzione. Una riforma che in realtà non è una riforma della magistratura, se non nel senso di volerla mettere sotto il controllo dell'esecutivo progressivamente.